Quando i carabinieri hanno aperto quella valigetta in pelle lasciata sul sedile dell'auto, sono rimasti a bocca aperta. All'interno c'erano 280.000 euro, tutti in contanti, in banconote di diverso taglio. Tutto nasce dai controlli dei carabinieri di Monselice, che la notte scorsa hanno istituito un posto di controllo lungo la statale. Viene fermata una Mercedes, a bordo un uomo di 84 anni della provincia di Udine, in stato confusionale. Non sapeva spiegare cosa stesse facendo lì a quell'ora, ripeteva frasi farneticanti, inevitabile l'intervento del SUEM che ha soccorso l'uomo, trasportandolo all'ospedale di Monselice, dove è stato ricoverato nel reparto di psichiatria. A quel punto bisognava spostare la Mercedes e così i carabinieri hanno fatto l'inventario di ciò che era contenuto all'interno. Ecco spuntare la valigetta con il tesoro, si fanno gli accertamenti e si scopre che l'anziano vedovo aveva prelevato tutti i suoi risparmi dai vari conti perché aveva dichiarato che delle banche non si fidava. Infilati i soldi nella valigetta, la portava sempre con sé, senza perderla mai di vista, al bar, al supermercato o anche solo mentre faceva una passeggiata. Ora, su disposizione di un giudice tutelare del tribunale e con un amministratore, viste le difficoltà psichiche dell'anziano, i soldi sono già depositati in una banca scelta dal magistrato. Guai se lo venisse a sapere il ricco pensionato, anche se bisognerebbe convincerlo che, nonostante la sua diffidenza, in banca i soldi sono più al sicuro che in quella valigetta.